Conseguentemente, per quello che riguarda altri aspetti, è chiaro che la linea di confine fra quello che possono fare gli esperti e quello che vorremmo noi è soltanto coperto dalla mobilitazione, perché dove si fermano gli esperti l'unico modo per entrare in campo e far valere quelle normative che non ci sono, le forme ultrafine, dico per dire, oppure gli impatti di accumulo, quelle cose che non sono normate, che cos'è che si può fare? È la mobilitazione di massa, perché quella va ascoltata. Certamente è chiaro che se un domani dovessimo essere 500 su 7 comuni, quella non si chiama mobilitazione, si chiama passeggiata. Quindi ecco perché ci si è parlato dell'importanza dell'informazione capillare, dell'importanza fatta casa a casa, con la certezza che arrivi ai capofamiglia. Faccio per dire, non so, ho sentito in altri comuni che le lettere del sindaco venivano messe con le bollette delle utenze, in modo che sicuramente a tutti gli abbonati arrivavano e hanno avuto sicuramente più attenzione che portarlo magari secondo altri canali di consegna e così via. Dopodiché, parlato degli esperti, parlato della mobilitazione, è chiaro che noi abbiamo anche da tenere presente che per quello che riguarda gli inceneritori dobbiamo tenere presente gli impatti, ma c'è anche l'aspetto dell'accumulazione degli impatti. Quindi anche qui si tratta di capire come questi fenomeni di accumulo possono essere dimostrati, possono essere provati, come possono essere presentati. Ciò mi viene in mente che potrebbe essere anche in conferenza dei servizi, potrebbe essere il sindaco chi chiede che l'ARPA faccia le misurazioni per gli accumuli di impatto, per esempio, oppure si troverà un altro modo, ma è chiaro che se io ho delle fonti inquinanti, a queste aggiungo qualcosa di nuovo, non ci può star bene che facciano collazione, che facciano 1 più lo fa 2, devono dire 1 più lo fa 2 ma moltiplicato esponenzialmente, no? Quindi questo è un percorso da tentare per dimostrare che questi impianti devono essere fatti lontani dalle cittadine abitate, eccetera, eccetera, no? Perché qui dopo tutto, né qui né a Silea siamo in mezzo all'Atlantico e neanche al Polo Nord, quindi non è che basta vedere il CO2, qua bisogna vedere quello che succede a livello di territorio per tutti gli impianti che ne deriverebbero. Dopodiché, una cosa che invece è prevista dalla normativa, un aspetto importante, è la possibilità di identificare e valutare le possibili alternative al progetto, che è già qualcosa. Ovviamente, qui a me viene da dire subito che se avessimo a che fare con un inceneritore di rifiuti urbani potremmo essere anche a posto, perché noi abbiamo la fortuna di avere il centro di riciclo di Vedelago, ma che purtroppo non so quando ci possa essere di aiuto trattandosi di rifiuti speciali, e quindi si tratterà di vedere che tipo di argomenti trovare, cominciando a riprendere in mano le vecchie tesi, per esempio quella che la provincia aveva comunicato, che aveva diffuso attraverso il comunicato stampa del 3 di febbraio del 2007. Andiamo a vedere se quel comunicato stampa, che praticamente cosa diceva? Diceva che dal quantitativo che gli inceneritori dovrebbero bruciare, loro dimenticherebbero tutto ciò che attualmente viene smaltito attraverso l'impegno, attraverso il lavoro di una filiera di piccole imprese che lo porterebbero a ridursi del 90%. Quindi è importante capire se è ancora un elemento da tenere in considerazione con validità o meno, e quindi è chiaro che la collaborazione su questo punto con la provincia può essere interessante. Tanto è vero che abbiamo visto sabato mattina è stato qui l'assessore, ci siamo rivisti perché io non lo vedevo da tanto tempo, il mio nome non se lo ricordava, mi ha visto e quindi mi ha dato l'appuntamento per ieri sera. Poi ci siamo visti con eccolo qua.
casualmente è stato un appuntamento che, nonostante gli avevano detto che questa settimana era la settimana dell'ambiente, che sarebbe stato un miracolo, vero? No, però mi ha detto casomai se non ci sono io c'è la dottoressa Milan e quindi possiamo comunque incontrarci. Ecco.